Solo in 2 comuni, Licata e Menfi, ha prevalso Matteo Renzi. La parte del leone l'ha fatta Pierluigi Bersani. Questo il responso del primo round delle primarie del centro-sinistra nell'Agrigentino. Il segretario nazionale del PD, nei 46 seggi allestiti in tutta la provincia, ha portato a casa ben 5.791 preferenze, il 50,90% dei voti. Alle urne si sono recati 11.377 elettori. Staccato al secondo posto il sindaco di Firenze, che ha messo assieme 3.369 preferenze per una percentuale pari al 29,61%. Poco più del 20% di differenza, il doppio rispetto al dato nazionale. Bersani-Renzi dunque al ballottaggio, tutto interno al PD, in programma domenica prossima, per stabilire chi dei due sarà il candidato premier per il centro-sinistra alle politiche della prossima primavera. Soddisfazione anche ad Agrigento su entrambi i fronti. Per quanto riguarda Agrigento e provincia, Bersani ce l'avrebbe fatta al primo turno. Sì, non è mancato per noi, possiamo dire. Bersani ha lavorato in questi anni, se non c'è più Berlusconi al governo lo si deve anche al lavoro che ha fatto il Partito Democratico guidato da Bersani. In vista del ballottaggio adesso si gioca la partita sulle intese, sulle alleanze. Ma guardi, io non ci credo tanto né alle intese né alle alleanze. In che senso? È il popolo che vota. Matteo Renzi andrà al ballottaggio, secondo posto, un risultato che vi soddisfa? Sì, soprattutto ad Agrigento. È un risultato soddisfacente, considerato che il 97% dei dirigenti del Partito Democratico sosteneva la candidatura di Bersani. Quindi il 30% ottenuto da Renzi nelle primarie ad Agrigento è tutto frutto dei voti della cittadinanza, che vuole una sinistra più moderna, più europea, ed è stanca di vedere i soliti volti in Parlamento. Anche nei 4 seggi allestiti nella città capoluogo, dove a votare sono stati 1172, il risultato, seppur con una lieve flessione rispetto al dato provinciale, ha dato ragione a Bersani. Per lui il 47,44% per un totale di 556 voti. Renzi 324 voti, 27,65%. Nichi Vendola, SEL, si è fermato a 240 voti, 20,48%. Bruno Tabacci, API, 36 preferenze, 3,07%. Laura Puppato, PD, 15 preferenze, 1,28%. Domenica prossima il ballottaggio, la macchina organizzativa è già pronta? Abbondantemente, essendo già stati rodati sarà anche più semplice, perché per questo ballottaggio non sarà più necessario la preregistrazione, potranno votare soltanto coloro i quali già hanno eseguito le operazioni di registrazione. L'unica eccezione sarà accordata a chi al primo turno è stato oggettivamente impossibilitato a recarsi alle urne, ma ovviamente dovrà provarlo con carte alla mano.